40 scuole di danza da tutta Italia, 1 migliaio di persone in tutto, sono attese a Chiavari per il sesto Summer Dance Festival. Da mercoledì 25 sino a domenica 29, 5 giorni di stage e 70 lezioni in programma divise in vari percorsi. Gli allievi avranno l'occasione di studiare con maestri di fama internazionale. Ci sarà la Celentano di Amici, ci sarà Masala, che è il direttore dell'Accademia di Montecarlo, che farà audizione per cui darà possibilità di lavoro a tanti giovani. Ci saranno delle stelle dell'hip hop, per cui anche la parte hip hop per noi è molto importante, e questi ballerini vengono e studiano con noi. I concorsi e gli stage sono in programma al Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne. Qui, mercoledì sera alle 21, verrà portato in scena lo spettacolo Narcisus, diretto dal danzatore e coreografo Alex Azzeui, alla presenza di noti professionisti del settore. Quali Marco Agostino, che è il solista della Scala, Petra Conti, che è la prima ballerina della Boston Ballet, David Castian da Tolosa, Beatrice Carbone, anch'essa da Tolosa, ex ballerina solista della Scala di Milano, Alexei Canepa, che è un giovane genovese ballerino che fa parte di una compagnia tedesca, e Daniele Romelli, un ballerino che ha partecipato quest'anno alla trasmissione di Amici 2017-2018. Domenica 29 luglio la finale si terrà nella cornice di Piazza Gagliardo, aperto a tutta la città. Novità di quest'anno per la parte hip hop è la scelta di 2 percorsi, uno per i più piccoli e uno per gli adulti, affinché lo studio sia più approfondito per entrambe le categorie. Altra cosa importantissima, che è una novità di quest'anno 2018, è il percorso parallelo di break dance, ovvero quella specialità che si balla solo a terra, per quelli che si chiamano i b-boy, che verrà effettuata gli ultimi 2 giorni, il sabato e la domenica. Anche qui abbiamo chiamato 3 maestri a livello nazionale e internazionale e si occuperanno solo di quella categoria.